Rinaldo ha 16 anni, a giugno ne compirà 17 e sogna di fare il corazziere. O forse no. Però poi mi sono esposto con la mia community che gioco io online con le frecce tricolori, quindi penso di entrare come obiettivo finale nelle frecce tricolori nell'aeronautica. C'è solo un problema che lui preferisce chiamare in un altro modo. Allora, io non lo ritengo un problema, ma una cosa che ha bisogno di tempo in realtà. Si è deciso allora di parlare di caratteristica. Le sue caratteristiche sono la dislessia, la discalculia, il disturbo del linguaggio e dell'attenzione. Il suo percorso nell'associazione a Chiare Lettere è iniziato quando era piccolissimo. La Onlus ormai da 10 anni si impegna nella prevenzione dell'abbandono scolastico, favorendo i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di misure e strumenti adeguati di supporto. Si parla forse della quinta o quarta elementare. Dopo un po' arrivò Simona, che era fatto una prova con me, mi misero con lei a lavorare e da là poi è iniziato tutto il viaggio che ho fatto. Prima com'era? Te lo ricordi? Quando non capivo una cosa all'elementare, per esempio, dicevano riprova, chiedevo anche ai compagni, loro dicevano una cosa e loro dicevano un'altra cosa ancora, quindi ero in totale confusione. Ho chiesto pure alla maestra, ma la maestra diceva: ma è impossibile che non capisci una cosa così semplice. In matematica mi seguiva una maestra brava, me la ricordo ancora, solamente che forse con la mia incapacità di capire all'epoca anche un semplice calcolo a mente, tipo 2 più 2, per me diciamo che mi risultava non proprio fatto così su veloce, ma dovevo ragionarci prima, capire se era giusto o meno. Ci saresti arrivato col tuo tempo. Sì, infatti ora si vede decisamente che rispetto a prima sono cambiato, infatti si vede che anche se in matematica ho 5,5, molti calcoli li riesco a fare realmente tranquillamente anche sul momento. Sistemi, mappe concettuali, parole chiave e soprattutto tanta pazienza. Sono questi gli strumenti utilizzati da Simona per riuscire ad aiutare Rinaldo. Si è visto dei notevoli cambiamenti anche con la mia autostima, perché all'epoca mi sentivo come se le mie capacità non fossero così tante paragonabili a quelle dei miei compagni delle elementari. Diciamo che non mi calcolavo, ma mi calcolavo nel senso che tu sei un imbecille, non lo sai fare, quindi inutile che ti parliamo. Rinaldo sente che tutto è cambiato, la scuola riesce a comprendere la maggior parte degli argomenti, i suoi compagni di classe lo supportano, i docenti lo aiutano a comprendere. La sua è la storia di un ragazzo vincente e fiero delle sue conquiste. La sua educatrice Simona racconta che quando è arrivato in associazione era un ragazzino insicuro che mostrava il suo disagio con un po' di aggressività. Rinaldo però è fortunato perché è molto aiutato dalla sua famiglia, che ha creduto tanto in lui facendolo lavorare tantissimo. Simona racconta che molti ragazzi seguiti dall'associazione sono cresciuti con quello che lei definisce un cuscinetto che nella vita li ha aiutati a prendere quei colpi che venivano dalla scuola, società e si ripercuotevano sulla famiglia. Le associazioni e le realtà come a Chiare Lettere sono il cuscinetto per i ragazzi che vivono queste difficoltà, ma non tutti hanno questa fortuna e non tutti sono protagonisti della loro storia.